Ora c'è una piccola rubrica sul dialetto veneto. Ora, per gli affezionati è una cosa che conoscete, ma per chi è nuovo vi spiego in 3 parole perché la facciamo. Io, Andrea e Ugo siamo degli organizzatori di rivoluzioni dialettali. Adesso l'ho detto un po' grossa, però in buona sostanza noi amiamo il dialetto e siamo un po' dispiaciuti che si perda, perché non è che parlare il dialetto ti rende meno corretto, meno elegante, meno italiano. Puoi parlare il dialetto e puoi parlare tranquillamente l'italiano e qualsiasi altra lingua, vero? Però non so voi cosa ne pensate, ma l'impressione è che a volte si guarda una persona che parla solo il dialetto come se fosse di classe B, ed è una cosa che a noi non piace, perché un italiano può parlare benissimo italiano e essere comunque stupido. Siamo d'accordo su questo? E anche ovviamente chi parla in dialetto può essere stupido, ma non è certamente parlare in italiano o parlare in dialetto che fa la differenza dell'anima. Su questo siamo abbastanza d'accordo? E siccome siamo estremamente convinti di questa faccenda, io e Andrea e Ugo spesso ci troviamo e parliamo solo in dialetto. Parlo in italiano perché immagino che fra voi ci siano persone anche che non parlano in dialetto e quindi vogliamo essere rispettosi, però nei prossimi 5-10 minuti, mi dispiace, non ce ne frega assolutamente nulla di rispettare chi non parla in dialetto, quindi ci scusate per 5-10 minuti. Cosa farò? Stasera sono facilissime, quindi leggerò delle frasi in dialetto e c'è una parola che magari è meno usuale, meno frequente, ma vi dico già che stasera sono abbastanza facili, quindi diciamo che è un esercizio comune per ricordarci un po' qualche parola in dialetto. La prima, ovviamente alzate la mano se avete capito bene quello che dico. Ieri l'ENA fora commissaria e le torna stratolto. Stratolto. Chi non l'ha capita per alzata di mano? Stratolto. Qualcuno c'è, infatti gli indici cos'è proprio dell'auto? No. Ieri è uscito con mia sorella ed è tornato sfinito. Poi ovviamente non fate i maliziosi, l'abbiamo detto in maniera pulita. Grazie. Seconda, al boccia che piace la roba, ruscare fra i biglietti della pesca. Ruscare. Per alzata di mano, chi non ha capito? Qualcuno c'è. Ruscare, traduco. Al bambino piace una cosa, frugare, vero? Quando si va alla pesca di beneficenza e prendiamo i biglietti buttando dentro la mano e rusca, giusto? È finita. Prossima. Sentito mia la porta che ha sgrensa. Sgrensa. Traduco. Non senti che la porta? Non si studiava. Prossima. Per farvi capire se è meglio dargli una legnana o una slepa. Quanto è che non sentivi slepa? Disi la verità. Ma sentisse molto anche a schio, sì. Perché qualcuno lo sa, io non sono di schio, sono di Lugo, che se n'ha altra roba, anche in perque. Però slepa si dice anche a schio, vero? Si diceva, magari una volta di più. Non senti, scusate, per fargli capire è meglio dargli una legnata o un ceffone? No, uno schiaffo, un ceffone. Prossima. Che idoli, i seccagni da 50 anni, pensi tu che vuoi adesso? Cagnarse. Chi non ha capito ancora? Cagnarse. Tutti studiamo, ma siamo tutti veneti, tutti vicentini. Che sa che dunque non sei dell'alto vicentino? Anche se qualche uno. Però sì, ognuno ormai ognuno a cavalli. Vabbè. Quei due lì litigano da 50 anni. Pensi che la smettano adesso? Quindi cagnarsi è un po' come litigare, no? Bisticciare. Prossima. E la sera del mio babasarlo e lui e se un lolo e se scalderà fuori di un'altra vita. Lolo mi piace tanto lolo. Quando avete deciso che sei lolo, proprio non gli ha fatto che ha fatto.
impacciare, lui è una persona, ho tradotto con impacciata, può funzionare? Perché secondo me sì, ma anche no. Cioè, Lolo è impacciato. Aiuto del pubblico. Cosa? È incoglionio. Direi che è la zona di... Vabbè, se non capì, e se scatterà si darà una sbagliata in un'altra vita. Prossima. E ora te tu torno al trattore. Bisogna che prima metta via 4 palanche. Palanche. Ma vedevo timidi, chi ha capito palanche? Per alzata di mano. Ah, vabbè, traduco. E allora, compri o no il trattore? Prima bisogna che io risparmi un po' di soldi. Le palanche è del denaro, giusto? Prossima. Ciao Teresina, cosa hai fatto per farlo star calmo? Che do un calcio in via Caiccia. Caiccia. Se vero Caiccia. Se vero Caiccia. Ciò, non so mai come tradurre ciò, però lo dico ehi. Ehi Teresina, cosa hai fatto per calmarlo? Gli ho dato un calcio alla caviglia. E di qua. L'unico che si fa no, cosa? Stinco. Bianchi che in una crisi sostituzionale. Caeccia se stinco. Ciò mettimi d'accordo perché ma stinco, ma no se a caviglia caeccia no. Comunque si informeremo, non so dove era in giro, ma grazie per il supporto. Ci informeremo. Grazie. Prossima. Finché l'era devo dormire, so riuscire a mettere una moglietta in chiarezza. Moglietta. Moglietta. Traduco. Mentre stava dormendo sono riuscita a mettergli una molletta all'orecchio. E ultima, lo diciamo sempre, che questo è soprattutto per i filosofi teoretici, però stasera mi sembrava che fosse da iniziare con dolcezza la nuova stagione, quindi sono stato gentile e siamo stati gentili. Tessito vendica o no? Sì, che godito de vedersi in del campo de menono, ieri ai sie. Lui mangiava chissà cosa, e mi non sognava. Devo capire bene? Facile no? Ti sei vendicato o no? Sì, gli ho detto di incontrarci nel campo di mio nonno ieri alle 6, lui si immaginava chissà cosa, e io non ci sono mai andata. Un bel applauso e grazie.